Cominceranno all'inizio del 2019 e dureranno circa 1 anno e mezzo i lavori per il gigantesco intervento di riqualificazione che vedrà trasformati 6 ettari di terreni all'interno del porto di Chioggia da discarica abusiva ad area produttiva. La bonifica sarà eseguita da un'associazione di imprese che vede la partecipazione del gruppo ERA con un finanziamento di 35 milioni erogato da Ministero dell'Ambiente e Regione Veneto. È un intervento straordinario, meraviglioso, che consente anche di ridurre l'infrazione nei nostri confronti da parte della Comunità Europea. È un lavoro di squadra che ha riguardato più enti ed è la dimostrazione che quando l'obiettivo è l'economia e l'ambiente non ci sono barriere politiche che tengano. Circa 200.000 metri quadri di piazzali portuali saranno resi operativi e ulteriori 1.500 metri di banchine portuali con fondali profondi 11 metri verranno realizzati grazie al riutilizzo dell'80% dei materiali inerti recuperati dalla discarica. Se io dagli stessi rifiuti posso in parte riutilizzarli, riesco ovviamente uno a riutilizzarli, ma l'altra questione che riesco a fare è quella che ho anche meno costi, in un certo senso. Questa è un'area di 6 ettari enorme, è una delle bonifiche più importanti, per cui devo dire che questo è l'altro grande contenuto di questo progetto.